1991, avevo appena finito la ricerca sulla documentazione per il libro di San Sperate, in cui c'era il professor Ortu ed era Salvatore Naiza che faceva da coordinatore di tutto questo lavoro, e quindi appena finito mi fece una proposta di se riuscivo anche a trovare una serie di documentazioni fotografiche a San Sperate su vari temi, il bottaio, il maniscalco, sul fiume, in pratica, e tra cui anche l'oro. Ho chiamato Pablo Volta che era disponibile a fare questo lavoro e abbiamo fatto il giro. E sull'oro abbiamo avuto qualche problemino, perché in pratica l'oro buono, quello un po' bellino che costava, ce l'avevano 3 o 4 famiglie, che in pratica erano i Marongiu, gli Ecca e tanti altri che in quel periodo dell'Ottocento erano benestanti. E il problema è sorto il momento che dovevo fotografarle queste cose, perché è successo un fatto un po' non tanto bello. Quando si sono divise le cose, questa gente, hanno diviso anche l'oro, quindi le collane magari che avevano un certo rilievo venivano tagliate e ognuno di questa gente prendeva un pezzettino di questo. Quindi sono riuscito tramite gli stessi parenti a sapere che tutto aveva questi pezzetti di oro. È stata una ricerca fruttuosa, anche perché appunto avevo fatto anche qualche altro lavoro sul libro delle foto e sapevano che potevano fidarsi di me sui lavori che facevo e sulle ricerche che erano serie, non acchiappare delle cosette tanto per tenerle, sapevano che appunto venivano anche valorizzate. Quindi grazie a questo sono riuscito a recuperare i pezzi e assieme a Pablo metterli di nuovo bene e fotografarle. Non è che sia stata una cosa molto fruttuosa nel senso della qualità, perché appunto l'oro San Sperate proveniva quasi tutto dal resto della provincia di Cagliari, tutta Cagliari, Quarto, Sinne, Mara, San Sperate compreso, compravano tutto nel Morese, che appunto in quel periodo fornivano tutta la Sardegna di bottoni, di collane, queste cose. Quindi quando le ha viste il professor Naiza ha detto: a dire la verità, se le mettiamo che figura ci facciamo? Stiamo parlando di San Sperate per un gioiello che appartiene ad altri paesi e ne è pieno, quindi abbiamo rinunciato.